Buonasera a tutti quanti. Io, per chi non mi conoscesse, sono Carlo Secchi, sono presidente e regista dell'Associazione Culturale Cainotomia delle Ombre, che è un'associazione che è appena nata e ha come obiettivo soprattutto fare teatro auristano. Cainotomia delle Ombre è una parola greca che significa innovazione, progresso, e delle ombre appunto ha un doppio significato, l'ombra sia che secondo me ha un po' adombrato appunto il mondo culturale oristanese, e sia l'ombra è quella che recita sul teatro. Quindi noi vogliamo portare un'innovazione culturale attraverso appunto il teatro. L'assessore Rossana Fozzi qualche mese fa mi ha chiesto appunto per queste serate dedicate alla violenza contro le donne di scrivere un monologo che si rifacesse a Eleonora d'Arborea e alla Carta del Logu nella parte che trattava appunto della violenza contro le donne. Ovviamente è una cosa non facile, però ho scelto appunto di fare una cosa particolare. Ho deciso di raccontare 3 età di Eleonora, partendo da Eleonora bambina fino a Eleonora già morta. Ovviamente ho romanzato. Ciò che dico non è la verità, ma la differenza tra la storia e l'arte è che la storia parla al presente, l'arte parla del presente. L'arte prende le idee e le produce dandole qualcosa in più. Esattamente come ha fatto Shakespeare con le proprie opere. Un Riccardo III non è Riccardo III vero. Così faceva Eschilo. Agamennone non è il vero Agamennone. E così ho voluto fare la stessa cosa, perché quando si diventa mito, come ormai Eleonora, si supera la storia e si diventa idea. Quindi io ho voluto portare ciò che io so di Eleonora e l'ho voluto piegare anche alle ideologie che voglio portare appunto oggi attraverso i monologhi che voi vedrete. Ma prima di tutto voglio leggervi gli articoli della Carta del Logu che parlano appunto della violenza contro le donne. No, quello lo dobbiamo fare noi. Ah, giusto, prima le donne.